Salve, oggi è lunedì, ho fatto una ripresa stamattina, vi ho ripreso i gatti e poi mi sono persa, perché come ogni mattina alla fine sono sempre in ritardo. No, in ritardo no, arrivo sempre giusto al lavoro, però diciamo che sono un pochino scombinata. Ho visto che lunedì 27, quindi domani, perché voi guardate questo video la domenica, quindi domani, al Lidl ci sarà di nuovo questa lavagnetta. Non ve l'avevo fatta vedere perché mi sono dimenticata. Poi voi nel vlog l'avete ben vista, però io mi sono proprio dimenticata e non ve l'ho neanche fatta vedere bene. Vabbè. Dettagli. Adesso apro anche questa porta, la finestra, e vi ringrazio tanto per i commenti che avete lasciato sotto il weekly di ieri, perché veramente sono rimasta contentissima e sono contenta che vi piaccia tutto, veramente. Va bene, io spero di rimanere sempre così semplice nei video e se dovessi montarmi la testa ditemelo, scrivetemelo sotto. Almeno rinsavisco un attimino se me lo dite. Ma non credo, ecco. In genere quelle che iniziano a montarsi la testa sono quelle che prendono un casino di soldi con i video. Ecco, questo con me, a me non succederà mai, penso. E dunque, i capelli sono sempre peggio. E sì, c'è chi mi ha scritto, adesso non mi ricordo i nomi, che stavo meglio con il mio biondo. Lo so, ma io li decoloro per colorarli. Dimmi! Ho Panna che mi fissa, perché ha fame, eh? Chi ha fame questa puzza? Pepe, tu hai fame? Ma sai che Pipo è ancora nella cuccia? Pipo! E buongiorno, micio. Allora, sei ancora nella cussa? È ancora nella cussa. E buongiorno. Sì, Bunny. Oh, la dolcezza. Oh, sì, Bunny. E ti, Pipo? Pepe. Buongiorno, sono Fucsia. Ho dato l'anticipazione ieri su Instagram e su Facebook. Sì, sono Fucsia. E sono qui perché almeno qui ho un attimo di luce, perché già è molto disturbata la scena, devo dire. Sto facendo la pasta, sto riscaldando il tè perché ormai si era raffreddato e quindi nel tempo che sono andata a vestirmi, lavarmi, si è raffreddato. E quindi lo riscaldo, mi mangio i biscotti col tè e basta, è quasi ora di andare a lavorare, sono quasi le 7:30, quindi 7:25. E niente, quindi ancora questa settimana di lavoro, poi penso la prossima di stare a casa, non ne sono sicura, ma penso di sì. E ringrazio ancora per i commenti arrivati sotto al video, al weekly, sotto al video spesa, sotto al video non mi ricordo. Sono contenta e chi mi chiede, perché c'è ancora chi mi chiede cosa ho nelle orecchie, ho i tappi, non so se si vedono oggi, sì. Ho i tappi semplicemente perché qua c'è rumore a ogni ora e quindi io ormai sono abituata a usare i tappi per dormire, poi li tolgo prima di andare a lavoro, insomma. Mangio perché ho fame. Sono le 2:20, devo ancora riuscire a iniziare a fare la doccia perché non lo so, non ho voglia. Non ho voglia, mi sento un po' rintronata oggi. E sarà il tempo, è tutto nuvoloso, non vi ho neanche fatto vedere, ma è tutto nuvoloso. Non è né caldo né freddo. Fate conto che ho solo questa maglia sotto la maglietta a maniche corte, quindi si sta bene tutto sommato. E non vi avevo fatto vedere, ho messo questi tappeti, sì, sarebbero da sbattere. Non li ho mai messi perché pensavo che Pippo mangiasse i pompon. E invece sono ancora interi, sono 3 giorni che sono qua questi tappeti e sono ancora interi. Non si sono rovinati, i gatti giocano, però devo dire che sono abbastanza bravi. Vero Pipo? 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 Ehi Pipo? Ehi, ciao Pipo. Come stai Pipo? Ciao. Sto per uscire con Pepe, gli ho messo la pettorina e è un disperato perché deve uscire. Andiamo? Fuori? Sì, adesso arrivo Pepe. Sì.
Panna non è normale, Pepe, lo sappiamo. Ciao Pippo. Ecco, adesso noi andiamo a fare un giro. Ciao Pepe. Pussy, non manda la scopa. Sono con Pepe in macchina e l'ho portato qui a casa dei miei per fare un giretto. Infatti è uscito, ha fatto tutti 1000 giri, le ha date a tutti i gatti e a lui piace uscire di casa così. Non vedeva l'ora di uscire, avete visto, quindi adesso è qua che controlla tutto. Sono esattamente le 10:10 e sto facendo i dorayaki. Sì, a quest'ora perché avevo voglia di qualcosa, anche ho letto che si possono mettere in freezer e quindi io li metterò in freezer. Quindi mi sono dedicata a questo questa sera, nonostante domani mi debba alzare come sempre, ma non avevo voglia di andare a letto. Oggi è giovedì 23 e stasera si mangia, devo ancora lavare i capelli. Ho già fatto la doccia ma i capelli li ho lasciati perdere. Stasera si mangiano le patate al forno. Franz mi sta cambiando la lampadina della macchina. Voglio farvi vedere che tempo c'è di fuori, cioè è tutto cupo. Prove fanali fatte. Mamma che nero che è qua dietro. No, dal video non rende, è molto molto più buia la cosa. Non mi piace. Buongiorno, oggi è venerdì e volevo scegliere un paio di orecchini ma non so cosa mettere. I capelli non li pettino neanche, ho messo giusto un po' di lacca e sono perfetti. No, volevo scegliere un paio di orecchini. Secondo me metto questi come ieri, questi qua piccolini, che alla fine sono carini, sono semplici e brillano. Aspetta, ma non si vede qua che brillano. Ecco, si brillano. Ma li avete visti ieri addosso? No, non lo so. Fuori il tempo è stranissimo, c'è un raggio di sole ma è tutto nuvoloso e è molto più freddo di ieri. Pepe, facciamo vedere il tempo che c'è. Questo è il tempo, tutto nuvoloso e lì c'è il sole. Pepe, il mio tappeto ha perso i pompon. Sì, avevo parlato troppo presto e sono tutti mezzi staccati alla fine. Vero Pepe? Beh, è colpa di Pippo, penso. Tutti e due, secondo me. Vero? Sì. Pippo? Ciao, Pussichino. Ciao, Micio. Posso farti una coccola? Insomma, se proprio devi. Non so cosa mangiare come colazione. Mi sono fatta il caffè latte, ho risparmiato il latte, mi sono fatta un tazzone stamattina, di solito no, faccio una tazza piccola. Sì, buon pomeriggio, oggi è venerdì, devo chiudere il vlog perché anche domani avrò una giornata intensa come oggi e ho finito di lavorare da un po', ormai sono quasi le 4 penso. Ho appena mangiato un piattone di pasta con il ragù e sono qua a casa dei miei, sì, ma sono da sola. Se vi dico, no, non posso dire niente perché non si può. Però cucine da incubo è una realtà. Adesso mi faccio un po' di caffè latte, aspetto un attimo perché ho proprio appena finito di mangiare la pasta. E poi mi faccio un po' di caffè latte. E mia mamma mi ha detto che mi ha lasciato anche il biglietto, ma poi l'ho chiamata. E ci sono i Krapfen e quindi mi mangio uno e con il caffè latte e basta. Di fuori il tempo c'è un po' di sole, poi va via, poi torna,
Non è male, c'è una bella temperatura primaverile. Ah, non vi ho neanche raccontato l'altro giorno con il prete, veramente mi è venuto un nervoso. Io non sono una credente e non amo i preti, non amo la chiesa, ma non per particolari fatti, in generale io non amo i preti, perché comunque i preti tendono a comportarsi un po' come degli psicologi e non ne hanno diritto perché non sono nessuno. Per me non sono nessuno i preti. E quindi niente, ho avuto da ridire con il prete del paese, ovviamente, ma io sono sempre la bastian contrario della situazione, no? La pecora nera e ho avuto da ridire ovviamente e diciamo l'ho trattato male, ma gli sta bene perché insistere con le persone è sbagliato. Continuava a insistere a stare lì a vedere se parlavo. No, io non parlo con te. Perché devo parlare con te? Tu non sei nessuno per me, sei un prete, ma io non ti conosco. Perché devo venire a parlare con te? Mi ha proprio fatto venire un nervoso quel giorno, che l'altro ieri era, forse. Quel giorno che ho portato Pepe fuori. Poi sono ritornata a casa e lì c'era proprio il prete che stava cercando di suonare il campanello. E quindi l'altro giorno ancora, prima, 2 giorni prima, era lui che mi aveva suonato il campanello, perché era più o meno la stessa ora. Allora, se vedi che una persona non ti apre una volta, non torni la seconda volta. Sai benissimo che io non sono amante della chiesa, non vengo mai a messa, non mi interesso di niente, di nessuna cosa che fa la chiesa. Non mi interessa quelle cose che organizza la chiesa, perché continui a insistere a venire da me ogni anno perché vuoi benedire la casa e prendere i soldi? A me non interessa la benedizione, non ha senso per me la benedizione. So che tra di voi magari ci saranno dei credenti, ok? Ma a me non interessa. E allora se vedi che una persona è ostile nei tuoi confronti e non ti dà modo di chiacchierare, di parlare, prendi e te ne vai, saluti, te ne vai. E invece lui è stato lì e insisteva e veramente mi ha dato molto molto fastidio come comportamento. Stasera alle 8 dormirò in piedi, quasi, perché sono veramente distrutta. Però mi piace lavorare cioè lavorare, punto. Ecco, non faccio neanche la pausa pranzo, cioè io lavoro. Perché non amo fare la pausa pranzo, sinceramente. Preferisco fare tutto un dritto, tutta una tirata per poi rilassarmi. Perché la pausa pranzo ti frega. Almeno a me, io non riesco poi a ripartire con la stessa carica dopo il pranzo. E qui c'è Stella. Stella, questo è il metodo che si utilizza adesso, ovvero si dorme sopra la cuccia, non dentro, ma sopra. Così funziona, vero Lilla? Si dorme sopra la cuccetta, Lilla. Madonna. Ma, Liletta. Bacini, vi ha dato anche i bacini. Miracolo, invece Antonietta è lì. C'è anche un gioco. Anthony! Virgola? No, non gli interessa niente. Ecco, sì. Ecco. Questa è la situazione. Io adesso devo alzarmi e Stella si è messa in braccio. Lilla, io devo alzarmi. Aia, le unghie, le unghie. Lei pianta sempre le unghie. Adesso si è arrabbiata perché l'ho tolta. Bene, Antonietta, ti svegli un po', Antonietta? No, è stanca. E non è... No, ha detto che proprio... Lilla, è stanca. Dimmi. Antoni. Lavati, lavati. Lilla. Cioè mi sto accorgendo che mi sa, questo telefono qui, se per chi non lo sa, ho l'iPhone 7 Plus, ma mi sa così piccolo adesso, mi sono talmente abituata a questa grandezza che mi sa piccolo ormai. E invece è grande come telefono, però a me sa tanto piccolo. Beh, adesso c'è proprio il sole, che bello. Cioè, è troppo bella questa luce. Sono tutta rossa. Sembro Heidi. Non ho messo il blush, perché sapete che non mi trucco. Tantomeno metto il blush. Ma sono rossissima. Vabbè, dai. E non ho neanche caldo, sarà la stanchezza anche forse. Eccomi, e mi sono fatta il caffè latte, sono qui.
Volevo chiedervi, allora ho appena tentato di fare una live su YouTube, visto che adesso io posso fare le live con YouTube tramite il telefono, quindi non mi serve avere la webcam attaccata al computer, eccetera, eccetera. Prima mi era impossibile fare le live, adesso riesco, perché comunque uso il wifi di casa, però qui mi segnava connessione debolissima, pessima, e quindi non so come sia. Ho cancellato il video praticamente, la live, e non c'era nessuno. Quindi vi volevo chiedere, se vi fa piacere, io posso fare le live, però il problema grosso è che se non ci sono, cioè devo sapere quando. Questo è il problema, perché se io le faccio e non c'è nessuno non ha senso. Volevo sapere quando vi piacerebbe e in che ora della giornata. Dalla prossima settimana dovrei essere a casa, quindi cioè da domani, perché voi lo vedete di domenica, quindi da domani dovrei essere a casa, dovrei. E se al massimo da martedì sarò a casa, quindi posso farvi anche le live la mattina. Quindi se vi fa piacere, voi state sintonizzati sul canale, perché io potrei fare delle live. In che momento della giornata preferireste la live qui su YouTube? Eccomi, doccia fatta, sono praticamente penso le 6, 6 e 5 passate, quindi è tardissimo. E ne approfitto di questo pezzettino di video per dirvi che non so se riuscirò a fare le live, perché ho visto che la connessione che abbiamo qui non va bene, è troppo lenta. Anche su casa di miei, che è molto più veloce di quella che ho io, è lenta in ogni caso e non va bene per fare le live. E mi dispiace, io ci proverò a farle, però non prometto niente. E basta, adesso cos'è che devo fare adesso? Lavarmi la faccia e i capelli, per forza, e basta, ho fatto tutto. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, questo weekly vlog, e noi ci vediamo la prossima settimana come sempre. Statemi bene, lasciate un like, un commento e alla prossima, ciao!